Voi dal vostro osservatorio quanto sta colpendo, diciamo così, questa pandemia anche i consumi con le paure degli italiani ma dei veneti? Ma lo vediamo perché purtroppo, aggiungo io, già da questo lunedì è aumentato l'acquisto da parte di beni di prima necessità, quindi varie uova piuttosto che farina, lievito. Si è già visto un incremento di questa tipologia. La paura di una nuova chiusura totale ha già portato alla corsa agli scaffali. Questo è un altro degli effetti collaterali dell'incubo Covid per le famiglie trevigiane e venete. Corsa all'approvvigionamento dei beni di prima necessità come farina, lievito, uova o zucchero, con i responsabili dei supermercati che sottolineano: Questa paura si sta già diffondendo, noi assicuriamo la disponibilità del prodotto e ci auguriamo che chiaramente questo brutto periodo abbia una fine. accanto a questa paura c'è la realtà dell'aumento delle famiglie in difficoltà economiche, anche nelle piccole comunità, come sottolinea la Caritas trevigiana. Quanta richiesta avete voi di persone in difficoltà in questo momento? Ne abbiamo abbastanza, persone anche delle locali qui. Ecco, l'età e l'estrazione sociale. Sono abbastanza giovani, di tutte le età ne abbiamo, dai giovani agli anziani, Più persone da sole o più famiglie? famiglie, ci sono tante famiglie con bambini piccoli.